È una vicenda molto triste che conferma che in città c'è effettivamente anche nelle frazioni qualche problema. Il sindaco di Rovigo commenta così la vicenda avvenuta nella frazione di Grignano Polesine, con il padrone di casa che spara all'indirizzo dei ladri. E come hanno fatto molti concittadini, anche lei esprime solidarietà e comprensione. Voglio esprimere la mia totale, piena e illimitata solidarietà al signore che ieri sera è stato vittima di questa incursione in casa sua e che ha avuto questa umanissima reazione di difesa, di legittima difesa. Intanto nel Polesine e a Rovigo i dati confermano l'aumento di furti e reati predatori. La proprietà privata è sacra e questo signore non ha fatto altro che difendere se stesso e la propria famiglia. Mi risulta poi che fosse la terza volta che subiva questo tipo di affronto. Chi subisce dei furti in casa propria si sente violato nel proprio intimo. Credo che la reazione di questo signore sia la reazione più normale che ci potesse essere. Il primo cittadino invita ad avere fiducia nelle forze dell'ordine, molto presenti a Rovigo, e a denunciare sempre i reati e i comportamenti sospetti. Come atti concreti l'amministrazione ha dotato gli agenti della polizia locale di bodycam. Nei prossimi giorni attiverà il turno serale e ha avviato l'addestramento all'uso del taser. Li abbiamo dotati di bodycam, di taser, sono tutti strumenti che aiutano anche i nostri uomini ad essere nelle nostre strade, nelle nostre città, nelle nostre frazioni. E dopo l'omicidio del luglio scorso, vari accoltellamenti e risse, furti e scippi agli anziani, l'ultimo nelle scorse ore in centro, il sindaco non si nasconde. Sì, sono preoccupata. Sono tutte ferite che segnano la percezione della sicurezza, ma non è solo la percezione della sicurezza qua che viene messa in discussione, è proprio, mi pare, di fronte a questi fatti, la sicurezza concreta e quindi sono molto preoccupata.